Allora, io sono Rossano Nicoletto, mi presento, ciao Matteo, e sono il presidente nazionale del RIVS, del Registro Italiano Veicoli Storici. Qui ho con me Tahira, che è dell'ufficio stampa del RIVS, e sappiamo che con la legge stabilità sono state tolte le esenzioni fiscali per i veicoli ultraventennali, cioè quelli dai 20 ai 30 anni, però sappiamo anche che molte regioni, il Veneto per esempio, abbiamo qui l'amico l'assessore Roberto Ciambetti che ha proposto di reintrodurre le agevolazioni, quindi adesso lo stanno discutendo col bilancio, ma sappiamo che la Regione Lombardia tramite il vostro assessore Garavaglia le ha reintrodotte, quindi è andata contro i dettami della legge di stabilità, e noi sappiamo che questo settore è un settore in forte crescita e l'indotto sarebbe stato veramente penalizzato da questa cosa. Volevamo una brevissima dichiarazione da lei per questa cosa qui. Sì, noi in Regione Lombardia ci siamo mossi da subito, perché è una passione ma è anche lavoro, però è la dimostrazione che questo Stato è al fallimento, perché se si attacca ai veicoli storici per raccattare poi non si capisce quanti soldi, ma per rompere le scatole alla gente, non possiamo sempre contare sul fatto che le regioni che possono ci mettano la toppa, perché metti la toppa sull'IMU, metti la toppa sui disabili, metti la toppa sulla sanità, metti la toppa sui veicoli storici, basta. Cioè la Lombardia ci ha messo la toppa, il Veneto ci metterà la toppa, ma io sono stufo di mettere toppe. Quindi questa è una passione che coinvolge migliaia di persone, dà lavoro a tantissime persone, coinvolge anche tanti giovani, quindi non capisco perché a Roma si debbano attaccare a questo, quindi spero che sia l'ultima toppa che mettiamo. Bravissimi e vi faccio i miei complimenti. Io dico due numeri al volo, sappiamo perfettamente che loro avevano contato questi famosi 78 milioni a livello nazionale, chiaramente le macchine poi sarebbero state demolite e vendute all'estero e in più poi non sarebbero più state revisionate, aggiustate e tutto il resto, quindi probabilmente avrebbero incassato qualche milione e ci avrebbero rimesso credo 1 miliardo o cose del Come genere. sempre hanno fatto i conti in maniera intelligente a Roma. Sì, come sempre, ma sappiamo che sono da un'altra Però parte. questo giro l'abbiamo vinta noi, dai. Sì, va meglio così e adesso aspettiamo che Ciambetti, Ci arrivi anche a l'assessore in Veneto. Veneto, faccia questo favore anche noi.